Dopo la laurea in economia ed un master in international business, ho maturato una lunga esperienza in sviluppo d'impresa e in consulenza su progetti di ricerca e sviluppo tecnologico. Quando Andrea mi ha lanciato la sfida, vivevo da qualche anno all'estero e mi è sembrato naturale insediare la Klaxon in un contesto internazionale. Oggi abbiamo clienti in tutto il mondo e lavoriamo con grande passione perché siamo convinti che la tecnologia debba essere a supporto della qualità della vita. Dopo l'incidente la mia vita sembrava finita, pensavo di non poter più tornare in mare, ma poi ho scoperto che con la tecnologia, con la tecnica, pensandoci si possono trovare nuove soluzioni. Ho costruito lo Spirito di Stella, il primo catamarano al mondo senza barriere architettoniche. Ho conosciuto Enrico e con lui condividevamo questa passione della vela, del muoversi liberamente e ci siamo subito domandati come mai sul mare possiamo muoverci liberamente e in una città abbiamo così tante difficoltà. E così abbiamo fatto nascere un'azienda, Klaxon. Klaxon è la risposta delle esigenze vere, le nostre innanzitutto e quelle di tanti altri ragazzi con disabilità. Possiamo muoverci in libertà sfruttando l'energia elettrica e abbinandola alle nostre carrozzine, a tutte le carrozzine. Siamo contentissimi perché stiamo dando l'opportunità a tantissime persone di vivere delle giornate fantastiche, di tornare alla propria quotidianità, di continuare con lo sport e con le proprie avventure.